Buongiorno a tutti, sta per avere inizio la nostra trasmissione I rami dell'ulivo. Vi ricordiamo che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone. Nell'occasione desideriamo anche invitarvi alla nostra funzione domenicale che si svolge dalle 9 alle 11 in via Castelfranco Veneto 85. Bene, oggi possiamo cominciare con la lettura della parola. Cosa leggiamo oggi, Brian? Oggi, come ogni volta che vogliamo, possiamo vivere non solo di pane, ma anche di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. E oggi in particolare leggeremo Luca 6, dal 46 al 49, la parabola delle due case. Sorella Tiziana, ci leggi per noi? Certo. Parabola delle due case. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Amen. Amen. Anche questa parabola ricca di contenuti, veramente bella, veramente intensa, veramente con dei significati di vita importanti. A me la prima cosa che mi viene in mente è proprio questo perché, com'è che dice perché? Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Infatti, questa è la prima cosa che mi colpisce. Mi viene in mente, non so perché, il secondo comandamento che dice non nominare il nome di Dio in vano. E mi viene da pensare che il nominare il nome di Dio in vano non è solo la bestemmia, certamente lo è, o un parlare sciocco e volgare, magari mettendoci vicino la parola di Dio, ma è anche il non ubbidire e il non essere nella parola di Dio. Questo veramente non l'avevo mai pensato. Adesso, mentre la sorella Tiziana leggeva questo brano, proprio ho ricevuto questa cosa che veramente quando noi ci mettiamo in preghiera o chiediamo a Dio, dobbiamo essere veramente a posto, nella posizione giusta con Dio, perché sennò sì, non possiamo neanche ricevere. E quindi qual è la posizione giusta che noi dobbiamo assumere? Qual è l'inizio del nostro cammino? Tu cosa ne pensi, sorella Tiziana? Beh, io penso che prima di tutto dobbiamo essere sicuri di avere un rapporto con Dio. Nella società in cui viviamo, sbagliando, si crede che tutti siamo figli di Dio, ma se analizziamo le scritture scopriamo che la nostra natura è di peccato. Infatti il Signore ha dovuto mandare suo figlio Gesù a salvarci dalla nostra natura, morendo in croce per diventare quindi figli di Dio. Dobbiamo riconoscere la nostra natura e accettare Gesù come nostro personale salvatore. E questa è la cosa bellissima, grande, stupenda del Signore, che questa possibilità è per tutti. Amen. 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 E poi dobbiamo sottolineare questo, che a tutti è data questa possibilità, perché sì, questo parlare può essere anche un po' duro, può dire no, come non siamo tutti, non siamo figli di Dio, no, la verità è che siamo tutti creature di Dio, ma possiamo diventare figli di Dio quando ammettiamo di essere dei peccatori. E essere dei peccatori non vuol dire fare dei peccati giganteschi, certo, anche questo, ma è scritto che ogni uomo è peccatore e privo della gloria di Dio. Quindi è importante che riconosciamo i nostri sbagli davanti a Dio, il nostro stato davanti a Dio e accettiamo
questo sacrificio che Gesù ha fatto per tutti gli uomini, nessuno escluso, per poter diventare figli di Dio. E Dio, l'amore di Dio è veramente immenso, perché noi umani, anche se cristiani, almeno io nella mia carnalità ammetto che tante volte vediamo delle situazioni o delle persone che commettono delle cose, no, io se fossi Dio non gli darei la possibilità, ma Dio ha dato a tutti la possibilità di diventare figli suoi. E questo è l'inizio della costruzione della casa di cui stiamo parlando. A te cosa sembra, Brian? Ma quello che avete detto è giustissimo, secondo me, basandomi sulla parola. Quello che mi viene da pensare molto e che mi fa molto riflettere è come il Signore voglia che abbiamo una relazione con Lui. La relazione è è un elemento, è l'elemento, anzi, c'è l'articolo proprio giusto, è l'elemento che è più importante, un rapporto con il Signore. Mi ricordo che un fratello caro della nostra chiesa, che cito, è Assemblea di Dio a Pordenone, mi ha rivelato, mi ha fatto vedere come il rapporto col Signore è un rapporto tra persone. Cioè il Signore Dio non è una regola, non è un insieme di regole, se no sarebbe bastata la legge, ma nella legge il compimento, il termine è Cristo, e Cristo, Gesù Cristo, è stata una persona, è stato un uomo, 100% uomo e 100% Dio. Perciò noi nella relazione con Dio dobbiamo comportarci come ci comporteremo con un maestro, perché Gesù è il nostro maestro, il maestro di vita, e anche un amico, perché può empatizzare con i nostri problemi. Lui sa e ha passato le nostre stesse cose senza cadere in nessuna, che badiamo bene a questa differenza. Però è comunque una persona che può empatizzare con noi. Perciò io vorrei molto premere su questa cosa, cioè ricordiamoci che il nostro Dio è vivo, è vivente, è un Dio vivente, non è un insieme di regole, non è un modo, ma è una via, è la vita ed è la verità. E questo mi ha molto colpito, sorella Cristina. È per quello che Dio ci dice di costruire la nostra casa sulla roccia che è Gesù. Amen. Gesù è stato definito tante volte nella parola la pietra angolare. Gesù deve essere la pietra angolare della nostra vita. Quando in questa parabola si parla di casa, in realtà è la costruzione della nostra vita. Noi dobbiamo basare tutta la nostra vita sugli insegnamenti, il nostro comportamento, il nostro fine. La nostra ambizione deve essere veramente quella di camminare con Dio e di compiacere quella che è la volontà di Dio, anche se ci rendiamo conto che questo mondo va completamente al contrario, perché in questo mondo le ambizioni sono la carriera, sono i soldi, che per carità non dobbiamo disprezzare, perché è giusto anche che uno ambisca avere un buon posto, è giusto studiare, è giusto darsi da fare, è giusto anche avere del denaro che speso bene può anche aiutare le altre persone, quindi compiere la volontà di Dio. Però la cosa più importante davanti a Dio è l'essere figli suoi, quindi riconoscere il nostro stato di peccato, che tutti abbiamo, tutti, anche quelli che noi pensiamo che siano dei santi, questa è una brava persona, sì, è una brava persona, ma anche lui ha le sue pecche, anche lui cade nei suoi peccati. E quindi costruiamo la nostra casa su quelli che sono gli insegnamenti di Gesù, gli insegnamenti biblici. Infatti questa vita non è facile. Questa vita non è facile, e mi viene da pensare anche quando in Isaia, se tu leggi un po', Brian, Isaia 43, cosa dice? Allora, Isaia 43, dal versetto 1, Cristina, o preferisci solo il versetto 2 che c'è? Leggiamo dal 2. Perfetto. Così. Allora, quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Il Signore ci ha dato la vita e conosce la vita. Sì. Qui dice quando camminerai nelle acque, quando passerai, non dice se. No.
Quindi questa vita, ci viene detto, la Bibbia è reale, la Bibbia è veritiera, questa vita non è facile, però stando con il Signore e camminando con Lui cadremo, Lui ci perdonerà, ma potremo sempre contare su di Lui e avremo la nostra casa sulla roccia. Quindi in conclusione, Tiziana, qual è tutta questa bella conversazione? La conclusione, che cosa ne dici? Allora, secondo me, concludendo, la parola di Dio deve essere viva in noi, deve essere la nostra bussola, la nostra guida. Questo è il nostro vero investimento, Gesù. Se noi viviamo con Lui, nessuna tempesta, nessun problema che verrà nella nostra vita ci farà cadere. Noi non crolleremo perché abbiamo le fondamenta indistruttibili, Dio, e la nostra fede in Lui. Amen, è vero, questo è proprio il fondamento. E ci siamo dimenticati di dire una cosa importante, che come ha detto la sorella Tiziana, il fondamento della nostra vita, cioè deve essere lo scopo della nostra vita. Tante persone non hanno uno scopo, invece Gesù, la parola di Dio, ci dà uno scopo, favorire il regno di Dio. Ecco, saremo una casa nella roccia e avremo anche uno scopo nella vita, perché se siamo al mondo c'è un motivo. Amen, amen, amen. Fratelli, cosa ne pensate? Facciamo una preghiera affinché questa parabola diventi veritiera in noi, perché sì, siamo qua a parlare agli altri, ma anche noi siamo degli esseri umani e abbiamo bisogno anche noi di vivere la parola. Quindi, Brian, ci vuoi guidare in preghiera? Assolutamente, va bene. Signore, Padre, Gesù, Spirito Santo, siamo qua davanti a te. Siamo qua davanti a te a chiederti veramente di far entrare nel nostro cuore questa parola. Che non sia solamente, Padre, un parlare, un semplicemente disquisire su cose che sono vere e sagge, ma che sia veramente un cambio radicale della nostra fondamenta. Che nella nostra vita tu possa prendere il primo posto, che è il posto che ti meriti, è il posto che è riservato a te. Quindi, Padre, per favore, prendi il controllo della nostra vita, aiutaci ad aprire gli occhi e a capire che prima di ogni cosa c'è la relazione con te, che tu vuoi che noi parliamo a te, che tu vuoi che noi ti diciamo ogni cosa che ci succede nella nostra vita, che sia bella, che sia brutta, che noi possiamo veramente renderti grazie in ogni secondo, in ogni momento. Padre, tu sei buono e hai offerto il tuo figlio, l'unigenito figlio, l'unico figlio, per tutto il mondo, in modo che chiunque accettando il dono che tu hai fatto nella croce, possa avere la vita eterna e possa essere salvato. Pregherei anche per tutti voi che state ascoltando, che se non avete dedicato la vostra vita a Cristo, fatelo, accettando il suo dono, accettando il fatto che è morto in croce e che dopo 3 giorni è risuscitato, e quindi che ha dimostrato che Dio è maggiore del male. Prego per questo e noi di I Rami dell'Ulivo abbiamo pregato. Amen. 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 Allora, fratelli, visto che abbiamo pregato, vediamo se c'è qualche richiesta di preghiera in linea. Vogliamo ricordare il nostro numero? Sì, il nostro numero è 351 779 6862. Ovviamente, se non potete chiamare per qualche motivo, lasciate un messaggio allo stesso numero e noi, prossima settimana, prossimo appuntamento, risponderemo alle vostre richieste. Bene, allora apriamo la linea.